anche il quinto candidato, Gianmaria Bello, insegnante olbiese di lettere alle scuole medie, 37 anni, una laurea in storia contemporanea e coordinatore politico dell'IRS per la provincia di Olbia Tempio. Allora, professore, prima esperienza per lei, quali sensazioni a pochi giorni ormai dal voto? Ma le sensazioni sono sicuramente positive, anche perché noi partiamo da un risultato eccellente l'anno scorso durante la competizione elettorale per il rinnovo del Consiglio regionale della Sardegna, ovvero abbiamo totalizzato 30.000 voti in tutta la Sardegna. Ora c'è da dire che 30.000 voti per un movimento indipendentista che ha 6 anni di vita non sono voti di protesta, sono voti indipendentisti. Significa che c'è una parte significativa della società sarda che sta prendendo atto di un qualcosa che noi diciamo da tempo, ovvero che i partiti italiani di centrodestra, di centrosinistra fanno gli interessi dell'Italia e non della Sardegna. Va da sé che IRS da questo punto di vista posso dire che probabilmente non propone nulla di nuovo, semplicemente porta alla luce quello che è il fiume carsico della coscienza dei sardi. Noi sappiamo all'interno di noi stessi che siamo una nazione, che abbiamo una cultura, una storia e delle tradizioni che sono distinti e distanti da quelle dell'Italia. Ora, da che mondo è mondo, qualsiasi nazione ha diritto alla propria autodeterminazione e alla propria indipendenza. E qualche caso in Europa del genere l'abbiamo visto anche recentemente. Ad esempio il Montenegro, che ha ottenuto l'indipendenza 3 anni fa e che sta investendo molto sul settore turistico, operazione che non poteva fare quando si trovava all'interno della Confederazione Jugoslava. L'altro esempio è quello di Malta, un'isola al centro del Mediterraneo che è molto più piccola della nostra, che ha 7 europarlamentari e che attraverso la capacità di ratificare trattati internazionali ha costretto l'Inghilterra a ripulire tutte le strutture militari lasciate durante la Seconda Guerra Mondiale. È chiaro che soltanto attraverso la sovranità si può costruire il nostro futuro, altrimenti si continua a restare periferia dell'Italia. Sicuramente noi sappiamo che ci sono dei flussi che provengono dai partiti italiani. Questi partiti italiani sono autoreferenziali, parlano di se stessi, inventano diatribe che sono ultratirreniche e sono state importate nel nostro ambiente, che sono totalmente estranee alla nostra storia, alla nostra cultura e ai nostri interessi. Dispiace il fatto che ci siano tanti esponenti validi nei partiti italiani. Ieri in un dibattito io addirittura ho invitato Fedele Sanciu e Gesuino Ackenza a divenire indipendentisti, così avrebbero smesso una volta per tutte di litigare. Scherzi a parte, purtroppo noi viviamo da 60 anni attraverso i media italiani, cioè le idee politiche i sardi se le fanno sulla base dei media italiani, per cui si ritrovano a sostenere delle bandierine che non gli appartengono. Un esempio che facciamo spesso è quello di dire che sarebbe come dividere gli abitanti di Tokyo in tifosi del Real Madrid e in tifosi del Barcellona. Allora qua io credo che il voto verso IRS non sia semplicemente un voto di protesta, come ho detto prima, ma sia un voto indipendentista, cioè un'assunzione anche di responsabilità, perché dall'indipendentismo non si ritorna indietro come il gambero. Allora se per 60 anni o negli ultimi 10 anni ci si è identificati in categorie come il berlusconismo, l'antiberlusconismo, il comunismo, l'anticomunismo, oggi c'è una fascia importante di elettorato nazionale sardo che sta prendendo atto che queste sovrastrutture sono totalmente estranee ai nostri interessi e alle nostre esigenze, e sta suonando la sveglia per molti, perché già i partiti italiani si rendono conto che c'è voto in uscita che non sono più in grado di intercettare. Innanzitutto bisogna partire da un presupposto, cioè che senza denaro non si canta messa. La provincia Gallura, come ha detto l'assessore Addis recentemente in un altro confronto, è nata monca per queste leggi regionali che hanno istituito queste nuove 4 province. È nata già con un debito pregresso, è nata senza uffici. L'amministrazione provinciale precedente, guidata da Pietrina Murrighile, ha avuto grosse difficoltà, non per demerito proprio, ma proprio per la situazione nella quale si trova quest'ente provinciale, a realizzare un'infrastruttura importante come la Olbia Tempio. Allora qua bisogna partire da un presupposto: non si può fare una politica ambientale, non si può fare una politica sul territorio e di costruzione delle infrastrutture se questo ente non ha soldi, perché rischia di diventare un carrozzone politico che è la ex
comunità montana in spiaggia, Olbia, Riviera di Gallura, che tutti i galluresi ricordano. Allora, qual è la modalità attraverso cui questo ente apparentemente inutile può diventare un ente invece funzionale per il territorio? È il recupero della vertenza entrate. Questo è un tema del quale non sentirete mai parlare probabilmente gli altri 4 candidati consiglieri, perché è un tema scottante, perché entrare su questo tema significa sostanzialmente mettersi di traverso rispetto a quelli che sono gli interessi dell'Italia. Che cos'è la vertenza delle entrate? L'Italia, per dati della Fondazione Agnelli, ha un debito nei confronti della Sardegna di 10 miliardi di euro. 10 miliardi di euro. Con questi 10 miliardi di euro noi siamo in condizioni di declassare la strada Olbia-Sassari da statale a provinciale e costruircela noi. Quindi che i fondi FAS rimangano pure dove sono. Tra l'altro è pia illusione pensare che ritorneranno, perché hanno preso già altre direttrici, non torneranno più qua. Il governo italiano, di qualsiasi colore esso sia, non ha alcun interesse a costruire questa importante infrastruttura sul territorio, pertanto l'unica modalità attraverso cui può essere infrastrutturata il nord-est della Sardegna con la Olbia-Sassari, con la Olbia-Palau, con la Olbia-Tempio, con la strada Berchidda-Calangianus che raccorda l'Alta Gallura al Monte Acuto, 2 zone isolate, e il recupero di questi fondi è la fiscalità gestita direttamente da noi con un'agenzia sarda delle entrate e non più delegando la riscossione all'agenzia italiana delle entrate, che è come mettere la volpe a guardia del pollaio. Questo debito di 10 miliardi di euro dal 99 fino ad oggi si è accumulato nel corso di questi anni. Cos'è successo negli anni precedenti al 1999, quanto lo Stato italiano ci debba, lo sa soltanto il Padre Eterno. Quindi vorrei concludere questo intervento dicendo semplicemente che è tempo di finirla di pensare che è l'Italia che mantiene la Sardegna e che senza il cordone ombelicale dell'Italia la Sardegna non va avanti. È esattamente il contrario, è la Sardegna che sta mantenendo l'Italia, perché è la Sardegna che è in credito. Grazie a Gianmaria. Se c'è una parte del programma di cui vorrebbe parlare, ha 2 minuti per farlo, il microfono è suo. Sì, il nostro programma è molto vasto. Mi interessava particolarmente parlare della questione delle politiche energetiche. Noi assistiamo su questo territorio e principalmente con il parco eolico di Alà e di Budusò al furto del vento. Cioè noi abbiamo le multinazionali dell'energia che vengono qua, fanno dei contratti capestro con i comuni, prendono il 98% degli introiti e rimane soltanto il 2% per i comuni. Se la provincia è degna di questo nome, noi da indipendentisti immaginiamo non la provincia di Olbia Tempio, ma una regione vera e propria, perché così come l'Italia è costituita da regioni, anche noi siamo convinti che la nazione sarda debba essere costituita da regioni. Allora qua il rapporto deve essere invertito, cioè non ci deve essere più 98% a loro e 2% a noi, ma quantomeno 50 e 50 e con azionariato popolare. Sul discorso cui prima si stava facendo riferimento a cui faceva prima riferimento il Fedele Sanciu, sulla questione dei sentieri, noi abbiamo nel nostro programma il recupero della rete sentieristica, una vecchia e antica rete sentieristica gallurese che può essere immessa in rete, fatta conoscere, e soprattutto bisogna puntare sul turismo culturale, non solo sul turismo balneare. Noi a gennaio abbiamo avuto 3.000 appartamenti invenduti qua in Gallura. Questo significa che l'Eldorado del mattone è semplicemente una chimera. Allora non è possibile che agli inizi del Novecento il Casalis recensiva 150 nuraghi in tutta la zona dell'agro di Olbia e oggi noi ne conosciamo soltanto pochissimi, addirittura è presente una fortezza giudicale in località Zapaulazza che è non conosciuta, non è messa in rete, non è accessibile e non ci sono strutture che consentano la fruizione. Ci sono i proprietari da una parte, però c'è una parte che può essere fruita tranquillamente e comunque è compito anche di un'istituzione come quella della provincia di essere messa in rete. Facevo riferimento a Zapaulazza, località Montatelti. Probabilmente è lo stesso territorio di cui parliamo. Per quanto riguarda ad esempio l'azienda del sughero, sì, brevemente, per quanto riguarda l'azienda del sughero, qua possiamo partire da un presupposto fondamentale. Non è mai stata finanziata l'azienda sperimentale del sughero che permetterebbe una produzione pari probabilmente a quella del Portogallo
E allora però qua c'è un fatto fondamentale di cui bisogna tenere conto: esiste un Made in Italy, non esiste un marchio della Sardegna, questo è il gap principale. E poi un'ultima cosa e concludo: probabilmente ho sbagliato a fare il candidato presidente della provincia, dovevo fare il cartomante perché avevo previsto che i 4 candidati non avrebbero parlato dell'avvertenza entrate e purtroppo sono stato un buon profeta, ma non gliene faccio una colpa. Allora, Anni, perché sei candidato e perché dovrebbero votare per voi, per lei, per l'IRS? Dovrebbero votare per noi perché è iniziata la primavera indipendentista. Dopo 60 anni di governo dei partiti italiani i risultati sono questi: 3,5 miliardi di debito delle aziende nei confronti del fisco italiano. Soru ha portato i rifiuti in Sardegna, Pili voleva portare le scorie, una rete infrastrutturale come quella del nord-est della Sardegna che è assolutamente ai livelli più bassi in Europa. È giunto il momento di lasciar perdere i partiti italiani e di recuperare sovranità. È iniziata la primavera indipendentista, i partiti italiani lasciateli perdere. Vittorio Chirico è rappresentante di un partito